Chieri nell'infrasettimanale di Dertona domenica scorsa sono gli ultimi due scalpi del Sestri Levante che tengono i corsari in zona playoff. Al Sivori arriva il Pondonnaz per quello che, se non è il big match di girone, poco ci manca. Valdostani che sono in striscia da 4 gare di fila, ma corsari che partono forte con la prima conclusione di Cirincione, ma soprattutto con la traversa di Selvatico al minuto 11 su punizione tagliata dalla destra, tutte premesse del vantaggio locale che arriva poco dopo metà frazione con l'uomo che meno ti aspetti. Su un cross da destra nel traffico del centro dell'area spunta la testa del capitano Pane che gira in rete e porta in vantaggio gli uomini di Ruvo, di cui inizia un caleidoscopio di emozioni perché il Pondondaz trova il pareggio già dopo 4 minuti con Varvelli, sempre di testa, sempre su cross, ma questa volta dalla sinistra di attacco degli arancioni. Passano altri 5 minuti e dalla traversa dei primi minuti alla rete del nuovo sorpasso il protagonista è sempre Selvatico che fa terminare la prima frazione sopra, anche perché al 40esimo Lauria segnerebbe il gol del 2-2, ma l'ex sanremese viene pizzicato in posizione irregolare. Nel secondo tempo i ritmi sono pressoché gli stessi, ma viene fuori il cinismo del Pondonnas, minuto 71, buco di Puricelli che spiana la strada all'offensiva ospite al centro Varvelli, comodo comodo per la rete del pareggio, seconda personale per il capitano Valdostano, ma non finisce qui perché a 7 dal termine Lauria fa quello che vuole nel cuore dell'area corsara, il diagonale di sinistro trova l'unico pertugio per terminare alle spalle di Salvalaggio, 2-3, rimonta e sorpasso, l'assedio finale rabbioso del Sestri Levante non sortisce alcun effetto e i rossoblù trovano la seconda sconfitta sul proprio terreno di gioco, sorpasso anche in classifica perché adesso al quinto posto sale l'Imperia. Sestri Levante Imperia è proprio il prossimo bellissimo derby ligure che varrà qualcosa di più che l'orgoglio regionale.